Osimhen, Osimhen, Osimhen. Osimhen, Osimhen, Osimhen. Osimhen, Osimhen, Osimhen. Osimhen, Osimhen. Amici bellini, sto lavorando, voi non ci credete, ma io sto lavorando, guardate. La band. Ma adesso godetevi il resto del video, che poi io sarò tornato a casa e tra un po' finisco l'editing e voi ve lo gustate. Osimhen. Eccomi qua. Ho finito l'editing, ma prima di farvi vedere il resto del video devo fare uno shout out assolutamente, perché l'amico Alessandro, altro che caffè sospeso che mi ha offerto, veramente, e oltretutto il musicista che capisce, il musicista che deve andare a suonare nei momenti più importanti, è proprio così. Quindi grazie ancora Alessandro, e stavolta mi sono ricordato di mettere il link del terzo canale Fluido, poi vi spiego il perché il terzo, ma altri discorsi in descrizione. Stavolta me lo sono ricordato. Osimhen, andate a vedere il resto del... Di Lorenzo, ecco il cross proprio di Lorenzo. Milik schifo, questo è lo schifo. Questo è lo schifo. Eccolo, eccolo. E Milik riesce a mangiarsi il gol anche stavolta, facendo esaltare il portiere del Castel di Sangro, che non spiace. Calcio d'angolo ancora per il Napoli. Stanno giocando qualche battuta tra Manolas e Gattuso. Questa la voglio sapere, mannaggia. Questo è il portiere, mamma mia. Primo palo, va in avvitamento. Koulibaly in rovesciata, sfruttando un'incertezza del povero portierino, però lo fa bene, lo fa bella. Milik, e stavolta la mette bene di sinistro. Controllo e tiro. Buono. Buono il suggerimento di Lorenzo in questo caso, che come al solito entra molto, perché le direttive di Gattuso queste sono. Ma è straordinario vedere come Gattuso sta concentratissimo, parla con i suoi collaboratori e il resto della panchina è molto vicina ad ascoltare e quindi a prendere spunti per poi quando entreranno. Ottimo la sovrapposizione di Lorenzo sul taglio di Politano e il gol di Younes. Questa è un'azione molto ben congegnata. Così, questi sono gli esercizi che dobbiamo vedere. L'esercizio pulito, ben sviluppato. Poi è chiaro, l'avversario è quello che è, ma tu devi fare i movimenti giusti. E il taglio di Younes ad andare ad aiutare Milik che taglia dall'altra parte è quello che deve fare Insigne quando Osimhen crea spazio al centro. Bene, Yusai la controlla e la lascia andare via. Qui può rientrare anche un po' di stanchezza, la questione. Ma Yusai io credo, ragazzi, che sia sul mercato per poi puntare su Malqui, perché gli altri due sono stati rinnovati, Rui e Di Lorenzo, mentre Yusai no. E il suo procuratore, che io ritengo molto antipatico, ma è molto scontento, e quindi insiste su questo fatto che probabilmente Yusai se ne andrà, perché poi va in scadenza l'anno prossimo, se non sbaglio. Yusai prova con il tiro a giro. Deviato. Mangia verso gol Gaetano, perché non c'è spazio per fermarsi un attimo, che ovviamente segnano una continuazione. Un bel tiro in diagonale, rasoterra imparabile. E niente ragazzi, non posso alzarmi un attimo, io mi sto preparando per andare a lavorare. E c'è l'ottavo gol di Politano che adesso vedremo in replay. Mi dispiace, ma... Milik che si era fatto parare il tiro e Politano a rimorchio. Va bene. Sono buoni segnali questi, sono buoni segnali, lo sappiamo cosa stiamo vedendo. 2 1/4 e c'è, no! Palo! Il palo di Milik! Perché non ce lo poteva... Che fai, te ne privi? Rigorino, andiamo a vedere il VAR. Fanno un poco di storie tra Younes e Milik a chi lo deve tirare. Roba veramente ridicola. Tanto ve ne dovete andare tutti e due, quindi è a chi si fa vedere di più. E se lo fa parare! Bravo, sono contento. Politano la mette giù, ancora una sovrapposizione di Di Lorenzo, e questo sarà il leitmotiv
Speriamo di questa stagione, perché su quella fascia si deve fare di più. Koulibaly è ancora una parata del filiforme, come l'hanno chiamato. Ma perché sfottete? Ragazzi, questi sono gente che probabilmente fatica, che va a casa e mangia, cioè non sono atleti professionisti. Calma. Zielinski, il bel cross dentro Milik. E Milik se ne mangia un altro. Non trova la porta. Io credo che il... Non era facile questo. Però io credo che il pubblico stia rumoreggiando, Younes lancia Yusai in profondità, che la controlla e di sinistro sbatte. E qui c'è ingenuità del Castel di Sangro e il Napoli con Gaetano. Sinistro a giro, non approfitta. Si rivede Llorente. Esce Milik e sarà subissato di fischi. Non è vero, ci sono anche applausi, non facciamo una narrativa sbagliata. È bello il taglio di Politano stavolta, che con altruismo non tira e cerca Llorente, che però è leggermente in ritardo. Demme e Politano stanno provando spesso questo taglio e questo lancio, più che Younes lo sta provando Demme. Quindi suggerendoci un gioco anche più verticale, non si deve per forza arrivare a Insigne, si può lanciare anche dal centrale di centrocampo quando c'è il taglio. Movimenti senza palla, ragazzi, questo è quello che Gattuso chiede al Napoli. Llorente ancora chiuovo, molto chiuovo. Zielinski la qualità. Serve Younes, che però ne deve scartare 1, 2 e poi quando tira è gol. Però qua mi sembra un po' di accademia, Tira subito, perché poi in Serie A non lo puoi fare. Non giocherai più con noi, quindi va bene. Vedete Gaetano com'è più alto in questa fase? Sono quasi, anche per le caratteristiche, ma sono quasi piccoli tentativi di trasformare il 4-3-3 in 4-2-3-1. Ancora Dem sul taglio di Di Lorenzo, nel senso che si parte dai tre, no? Con Demme al centro qui e Zielinski a fianco, dopodiché Gaetano sale e diventa sottopunta e loro due scalano per essere i due del 4-2-3-1. E si può fare anche questo, è in corso d'opera in alcune fasi della gara. Ovviamente non puoi avere un vero sottopunta come Mertens in quel caso, perché non lo puoi far partire mezzala. Però lo potrebbe fare Fabiano, per esempio. Lo potrebbe fare lo stesso Zielinski con Fabiano a fare il secondo regista. Questi sono gli spunti tattici, maledizione. Si dice un gran bene di questo portiere, ma queste sono le frasi fatte. Si dice un gran bene. Mi sono perso un altro gol di Politano. Tiro un po' centrale, questo un portiere serio la parava, Allora subito Gaetano si appoggia il tiro e grande parata del portierino sul palo, ancora un palo per il Napoli. Ci siamo amici bellini. Qui vediamo Ospina, qui vediamo un pressing più alto da parte dell'Aquila e una partita più vera. Vediamo Lobotka, vediamo Malqui, vediamo il lancio di Mertens per Osimhen direttamente. Scappa il numero 15 e segna. È bellissimo vedere questa cosa. È così che devi fare l'esordio. Lascia perdere l'avversario, è così. È Mertens che ride, è il lancio subito, è Gattuso che è concentrato e non se ne frega e dà consigli. Così, freddo. Un test di un certo rilievo. Ancora un lancio per Osimhen, stavolta lanciato direttamente da Malqui ed è gol! Ma è questo che dobbiamo vedere, ragazzi, non ha importanza l'avversario. È il cercarlo e la freddezza sotto porta, perché l'altra partita Milik si è mangiato un sacco di gol, Llorente era inguardabile. Questo è il sorriso di questo ragazzo che sta vivendo un sogno e ce lo deve far vivere a noi. Una curiosità, Elmas indossa il numero 7, adesso il Napoli fa un po' di fazzoletto perché l'Aquila tenta il pressing e recuperano anche palla, e adesso Ramani ci mette una pezza e poi il tiro dalla distanza non impegna Ospina, però un'azione l'hanno fatta. Ricordate che il fazzoletto di Sfaccini, ma anche contro una squadra di promozione, può essere rischioso, ricordiamocelo. Anzi, noi qua stiamo provando la formazione straoffensiva, quella che io avevo previsto nel Napoli che vorrei: Insigne, Mertens, Osimhen e Lozano. L'avversario è quello che è, ma tu la devi provare con l'avversario più scarso, queste cose qua. Gulam prepotente, adesso Mertens che la mette nell'angolino
come solo lui sa fare, sempre il piede caldo, sempre il campioncino che Mertens è. Io mi sento male per Gulam, ragazzi, perché se Gulam fosse integro fisicamente, altro che Reguilón, altro che Carbonic e Matvienko, Gulam sarebbe tanta roba, eh. Lozano recupera palla, ancora Osimhen, ne supera uno, supera il portiere e la mette dentro. Niente, voglio, non ci esaltiamo, non ci esaltiamo, è difficile non esaltarsi. Sottolineo la caparbietà di Lozano, Osimhen, Osimhen, Osimhen. Osimhen, Osimhen, Osimhen. Osimhen, Osimhen, Osimhen. Osimhen, Osimhen. Ora abbiamo Insigne su quella fascia che prova il solito fattoriello, perché secondo me, ragazzi, questa poi diventa la cosa psicologica, Insigne poi soffre che non è più il protagonista e diventa difficile, Speriamo di no. Chiaramente Insigne che può puntare in area di rigore. Insigne serve Gulam che la mette al centro e Osimhen ne fa un altro. Fuori gioco. Manolas schifezza per presunzione. Manolas sta dimostrando tanti limiti in fase di impostazione e un po' di presunzione qua. Non va bene. E c'è un gol di Manolas, ma il primo colpo di testa era di Osimhen. Addirittura inquadrano Lozano. Allora l'ha messa il Ciuchi. Piazze. Vedete, Osimhen la gira di testa, non la prende bene e Lozano è lesto. Gulam, ragazzi, l'ho visto talmente bene partire dalla difesa dopo un contrasto, ha continuato la corsa. Ma questo sta bene o no? Mannaggia tutta cosa! Ho sentito di notizie di che praticamente uno delle operazioni a ginocchio fu sbagliata, per questo non riesce a riprendersi. Non lo so, è roba grave, è roba che noi non sapremo mai. La maledizione di quella fascia sinistra dopo Zuniga. Che peccato, che grande giocatore. Insigne straordinario. Segue, la alza col pallonetto, bellissima. Bene aver fatto segnare Lorenzo, perché lo sapete che lui è sensibile, Se poi tutti i riflettori vanno sugli altri, tra Mertens, Osimhen, Lozano, lui va in freva. Benissimo così, di gran classe. Ragazzi, ascoltatemi bene, io devo purtroppo scendere e andare a lavorare. Mertens ancora di prima per Osimhen che parte. Stavolta lo segue Lozano e su assist di Osimhen segna Lozano. Se questi due diventano migliori amici, ragazzi, altro che FIFA 2001, 2021, perché sono i più veloci della storia del videogioco. È bello che ha alzato la testa Osimhen qua, Bellissimo, perché Mertens si sta divertendo un mondo a essere rifinitore. Il Ciuchi ha quella voglia di infilarsi dappertutto e grande altruismo per Insigne che segue sempre le azioni e può anche finalizzare in questo caso. Ragazzi, qua Mertens diventa il regista avanzato, si sta divertendo un mondo. Molto altruista qua il Ciuchi. Vabbè, Mertens c'ha il contagiri proprio, da quella zona. Come la tocca, la mette nell'angolino. Mamma mia, che bellezza. Che bellezza. E fu lì che io dovetti scendere per andare a lavorare e non ho potuto registrare l'ultimo gol di Insigne, pare addirittura di tacco. Insomma, bella roba proprio. Ragazzi, in questi giorni, domani, non ne so più, devo recuperare la terza parte dell'intervista con Napoli Talk. Dobbiamo parlare di tattica, perché questo 4-2-3-1, sì, l'avversario è quello che è, lo sappiamo, però ci dà degli spunti tattici molto interessanti. Da New York Valerio Fluido è tutto. È caduto anche lo specchio, ma lo specchio porta bene, sentite quello che vi dico. Iscrivetevi a tutti i canali, avete lasciato il like.